C'è un interessante comunicato che è arrivato alle 15 del pomeriggio da parte dell'amministrazione comunale del comune di Chioggia, in cui in pratica dà notizia che un commerciante ambulante del mercato del giovedì, settimana del giovedì, praticamente aveva ricorso ben 2 volte, prima al TAR e poi al Consiglio di Stato, per la decisione del comune di spostarlo in un'altra zona in quanto utilizzava bombole GPL. Entrambi i ricorsi sono stati rigettati e praticamente leggiamo il virgolettato del comunicato. Il fine perseguito dall'amministrazione attraverso i suoi organi monocratico e collegiale è unico ed è quello di ridurre al minimo il pericolo di danno agli utenti derivanti dall'uso di apparecchiature a gas e di trovare la giusta collocazione ai posteggi ingombranti. Quindi effettivamente voi sapete che noi siamo tra quelli che sosteniamo molto il mercato del giovedì, perché riteniamo che sia oltre che bello, oltre che veramente un momento sociale importante, ma anche incrementa sicuramente l'attività economica di tutto il comune e anche dei locali, dei bar e dei vari esercizi. Detto questo, ci sembra giusto che l'amministrazione abbia il diritto, dovere di dare questa indicazione. Leggiamo anche l'intervento del sindaco Mauro Melao, che scrive nel comunicato: sono soddisfatto per la sentenza che dà ragione al comune di Chioggia e apre anche a prossime riorganizzazioni del mercato, in primis per salvaguardare la riqualificazione appena completata di Porta di Santa Maria e in futuro anche per dare la possibilità ai bar di poter avere dei plateatici fissi e decorosi per una città come la nostra. Su questo qualche dubbio ce l'abbiamo, perché con 200 ambulanti ci sembra un po' difficile che si possa riuscire a accontentare tutti, però il sindaco ci mette la sua buona volontà e speriamo che ci riesca a far bilanciare le diverse istanze. Le 1001 notte di Elisa: materassi, letti, poltrone relax. Dormire, riposare, rilassarsi, rigenerarsi. A questo serve un materasso ed Elisa ti consiglierà ciò che fa per te, per la tua corporatura e per i tuoi problemi di postura. Da 14 anni Le 1001 notte ti augura sogni d'oro. Le 1001 notte in Viale Mediterraneo a Sottomarina, Chioggia.